Diciamo che si è aperta una nuova era, visto che sono con Nicola la era, ecco, uno chef ex Stella Michelin, se mi posso permettere, nel senso che siamo nell'anno in cui si passa da, no? Da un ristorante all'altro, ovviamente si parte insomma da un'altra parte, ed era bello qui il cartello a Corvara prima del Covid, dove c'era 3, 2, 1, uno di questi era appunto Nicola Laera con appunto la sua stella Michelin, che molto probabilmente conserva da qualche parte, non so se ce l'hai nascosta qua sotto da qualche parte, potrebbe ritirarlo fuori, anzi l'ha già ritirato fuori, perché si trova qui in una posizione, devo dire, strategica per Corvara, non che non lo fosse prima, senza ombra di dubbio, però poi ci sono più posti dove andare a sciare, diciamo. Corvara è anche una sorta di Val Thorens, no? dove per esempio in Francia poi finisce proprio la strada e sei praticamente sugli impianti, tipo anche Courchevel, quindi praticamente esci in hotel proprio con gli scarponi e c'è l'impianto subito lì appunto a disposizione, quindi l'Arcadia con la K è un posto così che esiste già da un po' di tempo. Sì, da oltre 50 anni. Ah, ecco, quindi cioè, come struttura adesso sì, è stato rinnovato, poi è stato ribattezzato Arcadia, quindi già il nome è glamour, anzi parlando poi col patron Davide, Andrea, praticamente sarebbe emerso che questo è un Harriet, quindi è forse l'unico albergo qui in Alta Badia, Val Badia, sì, praticamente sì, che ha fatto questa scelta di prendere solo i ragazzi praticamente da 14 anni in su, quindi una scelta che è un po' una provocazione, però questo secondo me a fin di bene, perché diciamo che insomma sono state un po' eliminate un po' tutte quelle cose che caratterizzano questi alberghi molto affollati d'inverno e appunto d'estate, che hanno poi la fatidica mezza pensione, in cui si rimane una settimana, 10 giorni per sciare, per fare tante cose, quindi chiaramente c'è un menù che varia tutti i giorni, esatto, e quindi c'è sempre questa sala per gli alloggiati che, devo dire in maniera anche molte volte spartana, chiaramente trascorrendo così tanto tempo, è come se fossero a casa, ecco. Detto sinceramente, quando arrivi c'è l'antipasto, no? Sono il buffet degli antipasti, c'è un po' tutta questa cosa che caratterizza un po' tutti questi alberghi, anche con ristoranti stellati Michelin, e che qui chiaramente non troviamo. Ecco, l'Arcadia mi è sembrato di capire un hotel con tutti i suoi ristoranti gastronomici. Ecco, poi c'è proprio l'offerta gourmet in questo ristorante dove siamo in questo momento, che si chiama Come la Via. Sì, Come la Via Bourget 1968, il 1968 sta per l'anno che è stato fatto parlavamo quindi è sessantottino, insomma, in un certo senso è di quell'anno, esatto. Quindi ecco, comunque rivoluzionario, nel senso che vi dicevo appunto solo per gli adulti, e quindi notavo appunto che le vostre proposte sono molto valide nei 3 ristoranti, che c'è poi quello per gli alloggiati che sta servendo la colazione in questo momento in cui siamo in diretta. Abbiamo il Bourget 1968 che è stato creato quest'anno. Questo è nuovo con l'arrivo dello chef, ecco. Esatto, quindi questo era il gourmet non c'era, visto che stiamo parlando di nuova era, siamo con la era, questo era, come dicevamo prima, il classico albergo, mezza pensione, quindi c'era questa una sala che è stata allestita, quindi e poi chiaramente i clienti possono optare e scegliere. Mi diceva sempre Andrea, il patron, mi diceva che poi c'è anche, o col maître me lo diceva, appunto, che comunque chi è in mezza pensione ha diritto diciamo a uno sconto del 38%, chiaramente se è un cliente della casa decide di cambiare ristorante, no? E quindi c'è una sorta di del 10%. Ah, c'è un 10%, esatto, un 10%, ecco. Però ecco, mi diceva che c'era di casa sui ristoranti. Ecco, quindi, però c'è questa cosa che è già compresa, che ti permette poi di cenare anche nell'altro ristorante. Per il bistrò invece abbiamo un altro locale ancora, che quindi poi è anche in esterno d'inverno. Certo, abbiamo strano ma vero. Il bistrò è una terrazza che dà sul Sella Ronda.
e quindi chiaramente l'ideale per coloro che vanno avanti e indietro, chiaramente con gli sci, salgono per poi scendere, quindi Esatto. chiaramente c'è la tappa di mezzogiorno che si può fare tranquillamente qui, come abbiamo visto tra l'altro dall'amica collega appunto del Colalp, che è un'altra montagna dove si sale, e chiaramente anche lì ci sono tutti i servizi, quindi diciamo ecco la stessa cosa accade qui in questo appunto bistrò, che tra l'altro, visto che l'hotel sta chiudendo, quindi siamo a fine stagione, quindi qui non si arriva a Pasqua, ci si ferma praticamente con la fine di marzo, e quindi c'è, come questa ultima settimana, un menù al bistrò di mare, di pesce. No, noi non solamente al bistrò, abbiamo deciso di movimentare un po' l'ultima settimana, facciamo sia il gourmet che per il bistrò un menù esclusivamente di pesce, pesce crostacei, e con una piccola proposta anche poi vegetariana e carnivora per chi non... Ecco, quindi diciamo che in quest'ultima settimana il ristorante effettivamente ha molte proposte di pesce, poi immagino che ci siano anche certo. Ecco, le alternative, come adesso magari c'è in ogni portata dell'antipasto primo e secondo c'è comunque una carne e il resto pesce, perché è una settimana così, magari che dopo non so se è l'inverso o c'è metà e metà. Noi diamo sempre una proposta vegetariana, carnivora e pescivora. Ecco, questo c'è sempre, e in questo momento devo dire sono rimasto molto sorpreso anche del livello di questa cucina di mare, sicuramente merito del vostro fornitore a Verona, che è un po' come Milano e Parigi, che veramente smistano il migliore pesce, e devo dire, insomma, mi ha fatto molto piacere assaggiare questa sauté, una sauté che è un piatto tra l'altro del bistrò, quindi un piatto quindi alla carte, quindi ci sono varie preparazioni, quindi c'è questo che è una sorta di brudetto con dei molluschi. Il classico sauté con 5 tipologie di molluschi tra tartufi, fasolari, cozze, vongole, ecco, e l'ultimo, sì, 4 tipi. Ecco, e quindi questo insomma brudetto che sarebbe un antipasto, sì. Ecco, con una, non so se è un aioli, è una salsa ruil. No, la ruil. Ruil. Esatto. Ruil è una sorta di maionese, se mi posso sì, una permettere. maionese a base di pane, di paprika, zafferano. Esatto, c'è questa, insomma, questo così, e del pane all'olio, è scritto nel menù. Sì, il pane che facciamo noi, esatto. base di lievito ecco, madre. Ci sono questi pani che può ricordare un po' il cacciucco, il brodetto di Fano, può ricordare, ma è questo piatto chiaramente che sta, perché ognuno chiaramente li può interpretare come vuole. Devo dire, piatto sicuramente molto interessante, che fa capire appunto che il livello insomma, della cucina è molto alto in tutti i ristoranti, ecco, quindi l'esperienza gourmet è totale in questo albergo Arcadia, lo potremmo proprio definire un gourmet hotel gourmet, ecco, quindi mi piace tante volte noi, quindi questo è un piatto di questo menù in chiusura. Invece, se vogliamo citare altri piatti della stagione, questa prima stagione di La Era, in questa nuova era qui all'Arcadia. Ma sicuramente la cucina che mi sono portato dietro degli ultimi miei 6-7 anni, delle esperienze che ho fatto, partendo dalle lumache, partendo la zuppetta di lumache, anche quella in stile francese, quindi sempre queste salse montate al burro acido, diciamo un piatto che è andato molto bene, è stato apprezzato molto, lo sgombro con una salsa al vermouth e le ostriche. Piuttosto dello spaghetto, anche quello al marsala con i ricci di mare, abbiamo adesso una variante con le fave, ricci di mare burrata, quindi ecco, diciamo che ci siamo divertiti, ci siamo insieme a Viviane ci siamo divertiti. Bene, complimenti. E quindi abbiamo un menù, chiaramente qui al Bourget 1968 abbiamo un menù di più portate, c'è la scelta. Abbiamo il 7 portate, che poi può diventare anche 5 portate, e poi abbiamo la carta. Ecco, e si può sempre ordinare, quindi anche la carta qui nel ristorante gastronomico aperto solamente appunto la sera, quindi c'è un menù unico da cui si può comunque, quello lungo, si può scegliere uno o l'altro e farlo diventare 5, quindi queste sono le due proposte. Ora i piatti, questi appena detti, arrivano da questo menù gourmet. Sì, esatto, questi sono piatti del Bourget. Ecco, quello che io notavo, essendo stato qui
nel ristorante Four Guest, no? Si scrive col 4, no? Four Guest. Devo dire, ho molto apprezzato il fatto che poi lo spaghetto nel ristorante degli alloggiati comunque è la stessa qualità, cioè la pasta è una pasta, non so se di Gragnano piuttosto Sì, che Felicetti, che noi qua usiamo vicino. una pasta di Gragnano, pasticcio dei Campi. Ecco, infatti è riportato anche appunto nel menù, quindi trovare la stessa qualità, la stessa pasta di grande qualità, magari con un altro condimento, perché chiaramente è un menù che cambia tutti i giorni. Anzi, devo dire che penso che per chi soggiorna qui vari giorni sia veramente un'ottima proposta, perché chiaramente il ristorante gourmet ha quel menù, ecco, quindi sì, si potrebbe variare per alcuni giorni, ma poi dopo una settimana chiaramente devi bissare i piatti, invece l'altro ristorante offre questa possibilità che rende particolarmente gourmet appunto un hotel, perché chiaramente andare una volta nella vita in un ristorante è una cosa, andarci tutti i giorni è diverso. Sì, ecco. la E nostra poi, idea è quella di riproporre una cucina che è un po' più casalinga, non sarebbe fattibile mangiare 7 giorni gourmet, quindi ecco. si dà una cucina più casalinga, più semplice, ma la Certo. materia prima è sempre di ottima qualità, Ecco, sia diciamo che pranzo che cena che ecco, non c'è cucina. questa, non sono lontani, ecco, questi ristoranti, cioè molte cose non sono in comune, quindi non è che si passa da un ristorante improvvisamente nell'altro, dove magari sono più gli esterni che arrivano e affollano il ristorante, magari non trovi posto. Ecco. Quindi diciamo la cosa è sempre in onore appunto dei clienti. L'albergo, diciamo, che vola basso è un 4 stelle, ma penso che potrebbe essere tranquillamente anche S, Special Superior, ma perché no, anche un 5 stelle vedremo, ecco, quindi non è la prima volta, soprattutto qui a Corvara, che chiaramente, insomma, abbiamo detto questa cosa, nel senso che c'è sempre una certa modestia, ecco, quindi sempre per non come dire, impaurire il cliente. Detto sinceramente, l'albergo è un albergo in effetti glamour, con una piscina panoramica, tra l'altro all'ultimo piano sono anche due suite, sono anche delle suite nella parte alta, quella diciamo soffittata, non so come possiamo dire, no? La parte appunto in cima, chiaramente la pista alla vista migliore, e quindi c'è anche proprio una piscina interna che esce esternamente, è molto, molto simpatica nel gatto di risalita. Abbiamo una spa -1 che funziona benissimo, anzi devo dire che finalmente questo effetto che so nuvola, che no, spingendo, no, funziona alla perfezione, perché effettivamente neanche a Val Thorens era così, per dire, quindi anche perché se non provi la versione originale, la versione che funziona meglio, questo succede anche nei ristoranti, se non vai, che so, come tu sei stato anche tu a San Hubertus, no? Sei stato, sì. Ecco, quindi se tu non vedi il grande ristorante 3 stelle Michelin, poi fai fatica a capire anche tutto il resto, quindi anche nel lavoro degli chef è importante questo, e quindi anche sapere come funziona una cosa nella spa, come dovrebbe essere per noi poi, come dire, dobbiamo non solo criticare ma anche presentare queste cose, devo dire è stata una bella esperienza e continua ad essere una bella esperienza. Adesso poi ci attende la colazione, perché lo chef è la cosa più importante della giornata, perché si parte con mi piace sentirlo dire, confermato, e quindi diciamo che in un certo senso quando si cambia dice io vorrei lavorare di meno e guadagnare di più, è impossibile. Quindi lo chef mi sembra che comunque lavorare meno non se ne parli in questo caso, nonostante ci sia una famiglia a casa, eccetera, eccetera, quindi gli impegni sono forse aumentati, ecco, perché c'è una particolare cura appunto anche durante il giorno del pranzo, quindi un pranzo chiaramente importante, che chiaramente poi alterna quello che si fa qui in questa sala rigorosamente all'interno, e che poi ha una terrazza esterna che è l'ideale appunto per arrivare, non dico proprio con gli sci e gli scarponi, perché poi c'è tutto no? C'è tutto un guardaroba, c'è tutto anche un modo per poterli lasciare, appoggiare momentaneamente, per poi ritornare sulle piste e concedersi le ultime ore appunto del pomeriggio appunto dello sci. Quindi complimenti a Nicola Laera, e quindi non so se ci sono altre cose che sono successe in questi mesi
primi mesi quindi di apertura? No, devo dire che siamo tutti molto soddisfatti per come è andata, un'apertura nuova, un progetto nuovo, ambizioso come questo. Ci sono sempre delle incognite, è facile inciampare, invece siamo andati bene. La prima stagione, con le premesse anche causa Covid, sono andate bene, i progetti vanno avanti, le ambizioni continuano, crescono. E quindi abbiamo i clienti alloggiati, chiaramente hanno a disposizione un ristorante appunto gourmet con uno chef già stella Michelin, e poi gli esterni chiaramente possono accedere a questo ristorante e quindi possono chiaramente frequentarlo, e quindi ci sarà l'estate poi che Ci sarà la prima estate, anche esatto. quella riserverà chiaramente le belle sorprese, e poi nelle grandi località sciistiche, come dire, un po' spariscono questi ristoranti gourmet. Adesso non so qua da voi, però tendenzialmente l'inverno è più glamour, ecco, rispetto all'estate, quindi sono clientele leggermente differenti. Forse sì, l'inverno è più importante in montagna. Ecco, l'estate si diventano può, sempre di ecco, più, però e quindi ci saranno sicuramente. Ripartirete quando? noi riapriamo il 10 di giugno e cerchiamo di fare la stagione lunga, da arrivare fine settembre, primi di ottobre. Cosa che purtroppo l'anno scorso non è potuta accadere, a parte che gli alberghi, i ristoranti qui in Valbalia erano tutti chiusi in inverno non abbiamo fatto la stagione. Ecco, quindi mentre poi con l'estate chiaramente si è ripartiti, e quindi facciamo i migliori quindi auguri qui all'Arcadia, qui a Corvara, a Nicola Laera. Ecco.